Io e Salvatore Morana siamo qui presenti a questa manifestazione di ricordo per un eccidio così brutale che c'è stato nei confronti dei martiri dell'Evis, di questo esercito che doveva essere regolarizzato e che ci doveva portare alla piena indipendenza della Sicilia. Oggi siamo commossi perché ricordiamo come ogni anno questo tragico evento qui a Randazzo e vogliamo farci portavoci di una Sicilia nuova, una Sicilia veramente che possa ricredersi e che possa veramente credere in quel passato che è stato cancellato da chi ci voleva togliere la nostra propria storia. Oggi noi ci facciamo portavoce di un cambiamento, che è quello di far conoscere a tutti i siciliani questo posto e questo esercito, che era un esercito veramente di liberazione nazionale e che veramente oggi noi commemoriamo veramente senza parole questi fatti così tremendi per il popolo siciliano. Grazie.